Voce alla nostra gente. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera. Eccoci, buonasera. Forse abbiamo dei problemi con il... No, nessun problema, No, c'è non lo l'avvocato so. Collovati che, no, c'è Ho qualche problema che non ha con attaccato l'audio, il microfono. scusate, non ho attaccato il microfono, Esatto, ma adesso ci ci si è. sono, benvenuti all'Avvocato risponde. Vabbè, ma il Perché bello della l'avvocato diretta è anche Collovati sta questo. sempre a pensare a fatturare, Alle a mail. mandare, adesso non è concentrata sulla radio. Tiene il Non microfono è come vero. fosse un cono di gelato, non lo Sì, so, ha esatto. più Adesso, esperienza di tutti oggi noi. lo tengo in mano Ha più così, non esperienza. voglio fare... Vabbè, dai, basta. Andiamo avanti che abbiamo una puntata ricca Beh, di... ricca. Allora, qua abbiamo intanto il nostro numero per intervenire anche oggi in puntata, potete farlo allo 029294 7222, vero Max? Assolutamente sì. Invitali come sai fare tu a Invitali come sai fare tu, le minacce chiamarli. sono nella seconda parte, ora siamo agli inviti. Vi invitiamo caldamente a telefonare e a porre quesiti che potrebbero essere banali, ma non lo sono mai, perché nessuno di noi è dotato di scienza infuse. No, soprattutto nell'ambito Ok, legale. quindi non siate timorosi. L'avvocato Collovati è una che sgrida, è una cosa impressionante, ma io sono molto buono. La regista, anche lei ogni tanto dà qualche scalmana, però tutto sommato posso assicurare che siamo compiacenti e ascoltiamo Siamo tutti. tutti a disposizione per ascoltarvi in quest'ora, quindi vi invito 029294 7222, non fiate timidi, chiamateci perché si parla appunto di aspetti interessanti. Oggi nel particolare abbiamo un tema che vi vogliamo proporre molto caro all'avvocato Leonardi, perché appunto si parla di fiscalità. Abbiamo anche un ospite interessante che non vi spoileriamo, ma come l'altra volta... Tra pochissimo alle così, 17:15 esatto, interverrà. così anche questa volta sarà un intervento interessante perché vogliamo affrontare il tema della fiscalità internazionale e del come organizzare, aprire, insomma istituire un lavoro all'estero, un lavoro che può essere un'attività vera e propria, cioè come fare se si vuole cambiare la propria vita, trasferirsi all'estero. Ma io, Celeste, come e sai, fare non è che qua un'attività. dobbiamo essere, sì, diciamo che non dobbiamo essere tacciati per quelli che vogliono, tra virgolette, incentivare la gente a No, trasferirsi, certo. ma crediamo che nel giorno d'oggi, insomma, con il mondo che si evolve, tanti paesi che prima sembravano lontani in realtà non lo sono, quindi se non magari trasferirsi, ma perché no valutare diciamo così, Delle un trasferimento opportunità. non fisico, magari un'apertura di un'azienda. Infatti ci si può Quindi, anche esatto, non non trasferire, ma... per questo bisogna per forza trasferirsi con cambio di residenza, poi lo spiegheremo bene i tecnicismi. Esatto. Si può benissimo rimanere in Italia, ma guardare ad altri mercati. Esatto, cioè quanta gente magari fa delle scelte perché è stata licenziata o perché in Italia non ha più... Beh, noi lo vediamo anche sull'ambito previdenziale, abbiamo avuto tanti clienti Tantissimi. che hanno poi scelto di andare, una volta presa la pensione in Italia, perché giustamente avendo lavorato in Italia hanno preso la pensione in Italia, ciò non toglie che possano poi andare all'estero E e maturare anche il magari periodo maturare anche pensionistico un e periodo poi lì. fare la È ricongiunzione. bravissimo, e poi ci sono dei Cioè, sistemi a come la volte ricongiunzione ricordatevi in cui si sempre può che il ricongiungere. cambiamento è più difficile pensarlo È che più farlo. difficile a parole che È non a vero, fatti, perché sì, poi sì. quando ci si butta e si va in un altro paese Però Max, sì, però ci si butta da un altro paese, ci vuole coraggio e e consulenti. fattività e ci vogliono i consulenti, Questa è la bravo. cosa fondamentale. Infatti oggi apposta abbiamo con noi poi appunto un intervento importante che vi dirà, vi mostrerà quali sono le procedure, i requisiti per chi volesse eventualmente fare questo Assolutamente, passo, diciamo. Perché poi, assolutamente. cioè, la cara buona Italia, lasciami difendere il nostro paese, è vero che ha tante tasse, è vero che anche dal punto di vista previdenziale abbiamo a che fare con l'INPS, però non è che altrove non ci sia l'ente previdenziale o non ci siano tasse, magari meno dell'Italia, questo Certo. sì, però comunque, parliamoci chiaro, lo diciamo sempre, sia che sia in Italia, sia che sia con un'attività all'estero, prima di aprire e di intraprendere una nuova attività, fate sempre riferimento a un consulente esperto in materia, di solito ci sono avvocati esperti o commercialisti,
perché in questo caso appunto Certo. anche commercialista, che vi pianifichino. La parola pianificazione mi piace tanto, Max, perché lo dici sempre anche tu, Sì, è che vero. deve essere progettato tutto prima, Prima in tutto. modo tale che si sa Zero perlomeno sorprese. bravo, a Zero cosa si va sorprese. incontro Zero sorprese fiscalmente e perché previdenzialmente. giustamente dobbiamo anche dire, le scelte vanno fatte in modo coscienzioso, mai Certo. buttarsi a capofitto, No, questo è un pianificarlo. Se rischio. non si pianifica una cosa, come fai a decidere di trasferirti? Esatto. Non dovete fidarvi delle pubblicità su internet che promettono. No, bisogna Cioè, vedere cosa c'è dietro. Esatto. Signori, Prendete un consulente serio che prima ancora di trasferirvi vi dice cosa si può fare, anche perché tu lo sai meglio di Certo. me, le società da aprire possono essere, cioè le forme certo. societarie possono essere varie. Non è detto che La LTD sarebbe la SRL, no? Ecco. LLC americana, insomma, Esatto. responsabilità limitata e illimitata, e soprattutto veniamo Cosa da si un va periodo incontro, rischi, eccetera. Celeste, in cui questi famosi, è venuto fuori adesso la parola fuffaguru, no, ti ricordi? Sì. Perché effettivamente a Dubai sono sorti come funghi. Sì. Promettevano Poi fai presto a chiudere anche. promettevano soldi facili, promettevano, ma non è così. No, poi c'è Non è bisogno così. dell'avvocato dopo, come dico io sempre, per Certo. ricorrere ai ripari. Certo. E questo vale anche nell'ambito previdenziale, lasciatemi dire, cioè l'abbiamo detto anche di recente, lo diciamo forse in ogni puntata. Piuttosto che avere problemi, conseguenze che può capitare, successive, magari una volta, ricevuta l'erogazione della pensione o una volta ricevuta l'erogazione della prestazione assistenziale, se avete dei dubbi, fugateli prima, e questo vale in tutti i campi, cioè questo vale appunto anche per, l'apertura, l'inizio di una nuova attività, o anche, qualora riceviate una cartella, quindi dal Certo. punto di vista fiscale, una cartella esattoriale, o qualora riceviate una cartella dall'INPS, chiamiamola cartella, ma è un provvedimento. Certo. Quindi mi raccomando, non lasciate passare il tempo, cioè informatevi prima, esistono i consulenti apposta, in modo tale che si possa appunto, Pianificare. pianificare e anche prevenire prima problemi che poi magari dopo diventa anche più difficile, Insormontabili e esatto, soprattutto, da signori, risolvere. cioè abbiate pazienza, ma trasferirsi all'estero senza fare i passaggi giusti Mh. pone dei rischi enormi. Beh, Una certo. riqualificazione del reddito in Italia, l'Agenzia delle Entrate oramai arriva ovunque. Cioè non è più come gli anni Esatto. '80, cioè, dove Adesso è gli facile anni fare i '80 non era controlli. tracciato, adesso c'è la Bravo. fatturazione elettronica. Quando tu vedi che fai la fatturazione elettronica e vedi prestazioni di consulenza come un È tutto avvocato e sei elettronico. trasferito a Miami, il È più dubbio facile, è più il dubbio ti facile. viene È chiaro che e devi sei dimos controllato, siamo l'onere della tutti prova, e controllati. poi lo diremo, è invertito. Ecco. Ricordati, l'onere della prova è tuo dimostrare che, Ecco, quindi c'è una soprattutto bella quando sei residente in un paese a fiscalità sì, privilegiata. certo. Uno di quei Blacklist. paesi della L'Albania non è blacklist, blacklist, sì. ma Monte Carlo lo è. Per esempio. Quindi il Esatto. fatto di trasferirsi a Monte Carlo non è che ti dimostra automaticamente che sei trasferito lì, no? Certo, Devi certo. dimostrare il centro di E interessi. se tu non, come puoi sapere tutte queste appunto particolarità? Perché se ti fidi di quelli Se che ti ti fidi promettono, delle piattaforme sia di quell'altro che internet, promette eccetera, senza fare nomi, per l'amor di Dio, no, trasferisciti, in 2 mosse, ma non è così, non si facile fa e così, rapido, non ci si vuole fa. anche il suo tempo, come dicevi tu, quindi non è che Poi si avrete possono fare le cose. il conto corrente mascherato, scoperto, per esempio a Panama. Panama è una Io posso dirvi che, per esempio, con l'INPS, a proposito di controlli eccetera, se poi vi devono chiedere soldi e devono scoprirlo, Certo. sono molto attenti, quindi magari Allora, può succedere che ci sia un errore sul ricordate, calcolo, signori, che però il controllo avviene, la anche prudenza, l'Agenzia delle Entrate. assolutamente. E anche all'estero, Io guarda, quindi sono reduce da 2 o 3 giorni terribili in cui c'era un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, e auguro a nessuno di voi di avere bisogna stare attenti, perché comunque, ripeto, ecco, dicevi? perfetto. Abbiamo un attimo un problema, il regista che mi sta dicendo che non riusciamo a chiamare la persona che deve intervenire, ma intanto noi andiamo Vabbè, noi avanti. andiamo avanti. Noi andiamo avanti, Dicevi? noi andiamo avanti a parlare. Dicevi? Se Okay, allora c'è una stacco pubblicitario, ci Scusate, c'è uno aggiorniamo fra stacco poco. pubblicitario Okay, adesso. okay. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net.
semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci tornati all'Avvocato Risponde. Allora collegatevi tutti perché oggi in questo momento stiamo per avere un è il bello della diretta, anche abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Adesso invece abbiamo in onda l'avvocato Egli, che saluto. Ciao, e buonasera. ringrazio per l'intervento e chiedo scusa se non siamo riusciti a essere perentori nel chiamarti. Grazie per intervenire sul nostro Dovete programma. sapere che con l'avvocato Egli non ci conosciamo personalmente, Ciao. ma ci seguiamo. Da voi, grazie per avermi invitato. Ma ci seguiamo ovviamente sui social sì. E come tante volte accade sia per noi, con i nostri critici ci scelgono sui social, anche tra di noi possono nascere delle conoscenze, amicizie non ancora, ma buone conoscenze e prospettive anche di collaborazione, e anche se si impara nuove cose, perché io per esempio, certo, adesso lo diremo, dell'Albania non sapevo così tanto, ma l'avvocato Egli ci sta spiegando. Assolutamente, adesso infatti lo faremo parlare. Innanzitutto vieni da un paese bellissimo, io non ci sono mai stata, ma mi dicono tutti che è meraviglioso, c'è un mare bellissimo. Devi venire, Assolutamente. C'è stato mio padre 2 mesi fa, mi ha detto, è tornato entusiasta, quindi siamo anche vicini e non mancheremo. Assolutamente, vero Max? Assolutamente. Allora, quindi volevamo intanto chiederti se volevi introdurre tu di cosa ti occupi e appunto per quanto riguarda il tema dell'apertura di società o insomma attività, se qualcuno dall'Italia volesse aprire una società o trasferendosi o anche non trasferendosi, tu che consigli daresti? Quali sono i primi passi, i passi importanti da seguire? Hai appunto dei suggerimenti per i nostri ascoltatori? Sì. Assolutamente. Allora, io innanzitutto sono un avvocato fiscalista internazionale. Sì. Io aiuto le imprese italiane a investire in Albania, in primis perché sono albanese e qui ho il headquarter del mio studio, ma anche a Dubai recentemente stiamo portando un sacco di aziende italiane, è un ottimo mercato. Ovviamente l'Albania è un mercato più vicino, quindi ha dei vantaggi competitivi enormi per le imprese italiane. Io dico sempre nei miei video che l'Albania è come se fosse un po' la 21ª regione d'Italia, perché tutti parlano italiano, è molto vicina. È vero, quindi, hai ragione. diciamo, è molto Italian friendly. Vero. Assolutamente. Noi abbiamo aiutato più di 500 imprese italiane a investire in Albania, quindi anche alcuni a trasferirsi, altri a aprire delle società che comunque operano dall'Albania, operano in tutto il mondo. Certo. Quindi mi sento di dare dei consigli agli imprenditori italiani. Sicuramente il primo consiglio è quello di fare, diciamo, una fase preliminare di studio, perché ogni impresa è particolare, ogni impresa ha le sue esigenze, le sue caratteristiche e non tutti, sapete ragazzi, non tutti sono pronti a essere internazionalizzati perché magari non parlano inglese oppure magari
non sono abituati a esportare, quindi non sono abituati diciamo ad avere anche dei rapporti budget con per andare a l'estero, prendere i mercati esteri. certo. Ecco, Egli, Oggi il mondo è scusami. fortemente globalizzato, quindi oggi se tu diciamo non vai e non esplori nuovi mercati, rimani un po' nella zona di Limitato. conforto e questo non va bene. Ecco, infatti è Quindi quello che dicevamo questo- noi, sì. le frontiere sono aperte a livello fisico ma a livello mentale. Se non ci apriamo a livello mentale non riusciremo mai a fare quel passo che secondo me merita di essere fatto. Tu dicevi una cosa importante sull'Albania, concedimi, c'è un rapporto di grande stima che si è andato crescendo secondo me con il tempo. Prima il classico albanese veniva tacciato per venire qua e essere fannullone. Poi la vita e l'evolversi delle cose è cambiato. Tu l'hai detto recentemente in un video che è vero. Adesso l'albanese è completamente visto in modo differente in Italia. Assolutamente. È visto come una persona seria, preparata, che ha voglia di fare. Questo perché anche il paese ha avuto uno sviluppo enorme. Vero. Ha avuto uno sviluppo indirettamente proporzionale a quello che ha avuto l'Italia. L'Italia ha avuto una regressione, l'Albania una crescita. Invece una crescita. Egli, facci del male. Dici il livello di tassazione com'è, così ci fai del male subito. Scherzo ovviamente, ma dici a livello fiscale Allora, quali sono più o meno le fasce di risparmio. Assolutamente, allora la tassazione è la cosa che attira di più le imprese italiane in Albania, perché noi abbiamo una tassazione molto favorevole per aiutare le piccole imprese, quindi se tu sei una piccola impresa che fattura fino a 150.000 euro di fatturato annuo, sei classificato come piccola impresa, paghi lo 0% di imposte sul profitto. Pazzesco, lasciamelo dire. È meglio di 0%, non c'è niente. 150.000, quindi è molto di più di noi, perché noi abbiamo la soglia di 80.000, 15% il 5. Là siamo a 150, giusto per dare ai telespettatori. Per dare dei numeri, E siamo in un regime proprio ordinario, quindi non si tratta di un regime diciamo, speciale, è un regime ordinario in cui se fatturi fino a 150k sei considerato piccola impresa e paghi 0% di imposte sul profitto. E poi questo regime così speciale, diciamo, che viene applicato per le aziende, è un regime che ti fa scaricare tutto, quindi puoi aprire una SRL, una ditta individuale, e se comunque una società a tutti gli effetti o una ditta a tutti gli effetti, quindi puoi scaricare, non ci sono limitazioni di certo, non c'è la classica percentuale come in Italia, no? La macchina che si scarica al 10, 20, tutte quelle balle lì. Cioè c'è molta più libertà nello scusa, e dopo i 150 come scatta? Ci sono scaglioni? Per le aziende ancora più, esatto. E dopo c'è solo un secondo scaglione che cioè questo è il primo e arriva il secondo da 150 fino all'infinito puoi fatturare, cioè riesci a fatturare, sei classificato come medio-grande azienda e paghi massimo una flat tax del 15%. È incredibile. Che è poi quello che è il forfettario nostro, il 15%. No, beh, è un risparmio enorme. È un risparmio pazzesco, non ci credo quasi, no? E poi soprattutto, io si sapeva, nel senso, questo è ma soprattutto un'altra cosa importante che vogliamo dire è la facilità nell'aprire, no, la società. Vogliamo anche fare un cenno su quello. Volevamo sapere almeno i requisiti base se qualcuno volesse. Guarda, io li tengo di solito i miei clienti per 3 giorni in Albania, però la società viene aperta già entro 24 ore dalla firma di atti nel mio ufficio, poi viene registrata e già il terzo giorno siamo in banca ad aprire conti correnti e a rendere effettiva la società. Quindi diciamo che la società si apre in 24 ore, però in 3 giorni io la faccio diventare è già reale. Ecco, noi siamo già pronti a fatturare. Scusa Egli, ma abbiamo il notaio, avete il notaio anche lì oppure fate voi come consulenti? Sì, abbiamo anche il nostro notaio, noi siamo su uno studio di avvocati, commercialisti, anche abbiamo il notaio nostro interno, quindi riusciamo a fare tutto in maniera molto veloce. Perfetto. E i costi più o meno di apertura, non sto dicendo i tuoi, ma in generale per non essere troppo, ma di un notaio, quanto può costare un notaio per aprire una società? Più o meno. Una società, diciamo, io ti prendo tutti i costi inclusi, quindi magari anche quelli della traduzione giurata, della notarile, cioè tutte le tariffe sono dai 900 euro ai 1200 massimo. Prezzo competitivissimo, prezzo signori. assolutamente affrontabile. Affrontabile a dir poco. Se uno è pronto a spendere una cifra è giusto che non si trasferisca. Non ha è un prezzo straordinario dal mio punto di vista e soprattutto c'è per un'opportunità, la qualità. Ecco, vorrei un attimo vorrei che tu poi facessi anche un cenno a domanda che ti faccio io sul giustamente dicevi pianificare, perché non bisogna buttarci a capofitto e dire mi trasferisco. La pianificazione, cioè cosa consigli tu
per esempio a una persona fisica che ha una ditta individuale prima di trasferirsi, che consigli ti senti di dare? Innanzitutto di fare, come abbiamo detto prima, un check, diciamo, di quello che è la sua azienda. Ok, la sua azienda è pronta per andare all'estero, perché allora se tu hai un piccolo mercato all'interno dell'Italia e magari non hai un budget di marketing, non hai una struttura, non hai chi ti aiuta, certo. cioè difficilmente riuscirai a conquistare un mercato estero se non hai conquistato già il tuo mercato locale. Devi Quindi essere già magari, un po' forte in hai Italia. conquistato il mercato locale, ti fai un check, se hai la possibilità di andare all'estero, anche con un budget, come hai detto tu, perché allora ragazzi, parliamoci chiaro, la gente ormai va e gira in tutto il mondo perché i prezzi dei aerei nei viaggi sono veramente diventati molto low cost. Quindi se tu non hai messo da parte un piccolo budget per andare a conquistarti i nuovi mercati, mi dispiace, ma allora non devi uscire. Non farlo neanche sì, certo. Molte persone, per esempio, solo per divertimento vanno a spendere a Ibiza o Mykonos, vanno a spendere 5-10 mila euro. Invece quando si tratta poi di investire nella loro azienda, che li porta denaro o di fare più clienti, sono un po' restii, no? Cioè, quindi quando investono nelle loro cose spendono viaggio a Ibiza a 15.000 euro. Per le cose personali lo fanno. Tipico un po' all'italiana, che non hanno neanche i soldi per piangere e poi vanno in vacanza a fare delle fotografie. Questo è un mal costume. Per mettere le foto su Instagram. Molto spesso lo sottolineo ad alcuni miei clienti. Hai ragione, dovete investire nella vostra azienda. Se voi vi portate a casa tutto quello che guadagnate, li spendete in cavolate, poi non lamentatevi che non avete clienti. Bravo. Che Guarda, stai parlando con due professionisti che anzi hanno fatto la vita, il loro lavoro, è sicuramente parte importante della nostra vita. Egli, ti faccio studio. Un'altra domanda, che tu mi lasci il fianco a un'altra considerazione molto importante, la lingua. Cioè quel vantaggio che in Albania si parla praticamente italiano, questo è una diciamo che è una spinta, secondo me, rispetto a Dubai incredibile. Cosa ne pensi? Esatto. Allora, ragazzi, l'Albania è il paese più italofilo che c'è. Allora, io vi invito a entrambi di venire anche un weekend in Albania. Innanzitutto qua si fa una bella vita, si mangia e si parla italiano, dico io, perché innanzitutto trovi un sacco di italiani in giro per Tirana. Poi anche gli albanesi parlano molto bene, la buona parte di loro parla molto bene l'italiano, ma anche lo capisce, anche a quelli che non lo parlano bene, comunque riesci a comunicare. E questo è una ci sono un sacco di ristoranti italiani in giro per Tirana, si mangia molto bene. Poi, scusami Egli, un'altra cosa, a questo punto mi lasci anche il fianco, ricordiamoci che è stato un investimento devastante da parte di fondi esteri sull'Albania, quindi è chiaro che non lo diciamo noi, ma lo dicono i numeri, cioè il mercato sta spingendo verso questo paese. È un paese anche molto di giovani, in crescita, di studenti, bello. Credo che l'opportunità va colta, secondo me, no? Tu lo dici nei tuoi video ed è corretto. Ora, ma poi ci sono dei collegamenti fantastici. Ecco, io posso anticiparvi un po' quello che sto succedendo con un brand noto internazionale che si chiama Dolce & Gabbana, che tutti nel mondo conoscono, è un orgoglio italiano. Loro stanno facendo delle cose in Albania, stanno entrando nel mercato albanese con delle cose di ultra lusso. E un collegamento molto bello è il fatto che molti dei vestiti e dei temi siciliani di Dolce & Gabbana sono ispirati dalla Sicilia e dei vestiti delle donne siciliane che sono bellissimi. Sono quei vestiti di una volta. Quindi in Sicilia c'è una città, ma una regione anche di una comunità Arbëresh, si chiama, di albanesi andati in Italia nel 1400. Ma dai, e quindi se tu vai per esempio su Piana dei Albanesi in Sicilia, oltre ad avere il cannolo più buono che c'è lì in Sicilia, cosa non indifferente, ci sono questi vestiti tradizionali delle donne Arbëresh, delle donne siciliane con di origini albanesi, che proprio sono i temi di Dolce & Gabbana. Quindi c'è questo collegamento anche culturale. Egli, ti faccio un'altra domanda molto interessante, mi vengono in mente adesso. Ci dici più o meno i tempi della giustizia? Sono curioso io, però in questo caso, perché passiamo dalla fiscalità ai tribunali, come funziona? Però Max, adesso dobbiamo andare in pubblicità, quindi restate lì che dopo la 20 secondi e torniamo con questa risposta di Egli. Esatto. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
Eccoci tornati. Risposta Allora, flash. vogliamo la risposta? La domanda era posta, Esatto, chi si è ripeti attaccato. la domanda. Sono curiosissimo. I tempi della giustizia, noi qua abbiamo problemi enormi. Eccoci qua. Allora, ragazzi, i tempi della giustizia sono veloci in Albania, Ecco. anche perché innanzitutto la fattura fiscale che rilascia una società e che l'altra accetta in Albania è un titolo esecutivo, quindi entro 3 mesi io caspita, riesco come una subito sentenza. la fattura a andare ad eseguire. Cioè non in devi tribunale fare il secondo un decreto, ordine. non devi fare il decreto come Esatto. qua. Quindi tagli Quindi tutto il tempo del scaduti 30 giorni della Incredibile. fattura, io riesco ad andare in tribunale e subito riesco a far eseguire quella fattura. Quindi questo Incredibile. crea un po' di velocità in quella della liquidità dell'impresa. E anche Sa tutela che del la creditore, liquidità Egli, è è anche, importante. Esatto. è anche una tutela forte del... sì, perché se per caso non Esatto. vieni pagato, puoi non già devi fare eseguire- tutta la manfrina, il decreto. eseguire la fattura. Esatto. Ma che Le altre bello. cause civili e penali richiedono massimo un tempo di 1 anno in Veloce. primo grado e 2 anni nel secondo grado in appello. Ecco, ma Caspita, guarda, Veloce. ci stai dando tutte notizie positive che non vedo il perché Ma non andare. noi siamo un in programma che dà servizio e se Esatto. riteniamo che la gente, prima di parlare, di giudicare, deve andare. Perché Ma deve anche sapere. Ecco, e deve sapere, esatto. Quindi questo che invitiamo a tutti i telespettatori, poi ci porranno delle domande, poi tra pochissimo salutiamo Egli che eventualmente se arrivano delle domande poi gliele porremo e le faremo gliele intervenire un'altra gireremo, volta. chiaro. Il mio, e poi chiudo, il mio invito è, signori, non mettiamoci dei paraocchi, non mettiamoci Non delle preclusioni, limitiamoci. apriamo la mente e il cervello a nuove opportunità. Egli, ti ringraziamo tantissimo per il Grazie tuo del tuo intervento. Secondo me è stato straordinario e molto, ti molto invitiamo per positivo. un'altra puntata già adesso. No, soprattutto hai detto cose interessanti anche per chi si approccia al lavoro, magari anziché lavorare in Italia può venire a 2 passi dall'Italia e creare la propria società. Ragazzi, io ho già 3 dipendenti italiani che sono trasferiti vedi. qua nel mio studio. Ma non lo stento a invito tutti crederci, quelli che- non stento a crederlo. E quindi facciamo così, dai, se sicuramente qualche radioascoltatore avrà necessità, ci scrive ovviamente e gli forniremo il contatto. gli forniremo il tuo contatto e ti rinviteremo presto perché ci fa molto piacere. Grazie, ok? Egli. Sarà un piacere. All the best. Ragazzi, grazie See mille you. dell'invito e ci sentiamo. Grazie a te, Ciao, ciao, grazie, buon grazie, lavoro, buon lavoro. ciao. Bell'intervento e Io, sono 2. se vi siete persi questa puntata, a parte che non l'abbiamo siamo persi la detto, prima con la Matteo, abbiamo 2 puntate, signori. cioè, se vi siete persi la puntata, non aprite più Radio cambiate Libertà, perché non siete degni. Ma se no seguite qualche il nostro programma sito. canoro, se no non No, seguite esatto. No, vabbè, ma al di là del nostro, cioè, Sì. insomma, per ogni sito radio che si rispetti ci sono No, interventi avevamo di promesso un certo che tipo. saremmo partiti con ospiti, lo faremo ancora perché riteniamo Esatto. che siano Sì, fondamentali. infatti. No, ma più che altro perché stiamo anche fornendo delle informazioni nuove, interessanti, e invito quindi a chiamare come avete fatto la Sì. scorsa puntata, fatelo anche adesso, 029294 7222. Adesso scatta la prima minaccia. Se Per- non arriva una telefonata entro 15 minuti, interrompiamo la trasmissione e andiamo a casa io l'avvocato Collevato. Possiamo Esatto, già dire. perché poi a casa Minimo una andiamo in telefonata. studio, Andiamo in che studio a casa, sarebbe modo di dire. finiamo di lavorare, esatto. Ovviamente scherzo, No, ma per anche perché incentivare. noi appunto comunque veniamo volentieri, sottraiamo del nostro tempo in studio per venire qua, però Vogliamo appunto che vogliamo interveniate. anche la vostra partecipazione. Quindi assolutamente Però possiamo dircele intervento anche su perfetto. qualsiasi altro tema, perché a volte Sì, pensiero sì, che io... sì, tema giuridico, Sì, certo, dico, certo. dico, ma non per forza sull'Albania. No, cioè, vabbè, oggi io- abbiamo voluto fare io- questa sì, novità, ma certo, se avete anche altre problematiche legali, ma come la scorsa Certo. settimana, chiamano sempre per qualunque tipo. Ricordatevi che noi ci occupiamo anche di condomini. Poi vogliamo fare un'altra precisazione, noi non è che forniamo pareri, poi forniamo alcune indicazioni su qualcosa che ci dite, no? Giusto Certo, no, vabbè, chiaro, No, anche perché è diciamolo, perché, impossibile sai, no, fornire pareri su 2 piedi senza sai, avere è meglio dire che è meglio sempre no, sottolinearlo, certo. perché... Però senza avere i documenti Ma certo. giusti, necessari e i Certo. tecnicismi, gli aspetti, come dire, i dettagli, non possiamo chiaramente avere dei pareri proprio precisi, certo. diciamo pro veritate. Ma Se certo. volete il parere pro veritate potete tranquillamente, anzi vi lasciamo come sempre anche la nostra mail, a parte che potete chiamare la splendida Sveva, che lei sicuramente vi gira i nostri numeri. Beh, O certo, se no Sveva. potete anche scrivere, se preferite scrivere, a studiolegale @dirittissimo, mi raccomando con la i. Ha cambiato la mail punto avvocato com. Collovati, No, perché no, la mail è la praticamente, nostra mail era di praticamente studio. non si poteva ricordare. Ma la sei mail. tu che non te la ricordavi? Beh, quella perché- dell'anno scorso è Ma difficilissima. non però... è vero, la Sveva se la ricorda. Beh, sì, Vabbè. però, Detto capitava ciò, che- andiamo, bando alla... Un'altra delle tematiche di cui noi ci Ma occupiamo poi devo dire spesso. un'altra cosa. No, devo dire una cosa perché Vabbè, abbiamo fatto un dilla, errore poi voglio passare abbiamo invece- fatto un errore grave la scorsa puntata, Cioè? non abbiamo ricordato Giorgio Armani.
la morte Sì, no, scusami, ma io ci ho pensato. soprattutto perché noi siamo anche di Milano, hai Cioè, ragione. scusami, abbiamo fatto un errore grave, quindi dobbiamo scusate, ma secondo me era Dobbiamo doveroso. fare Cosa dici? un piccolo sì, Era proprio morto il giorno che siamo intervenuti. Con la foga non abbiamo ricordato. era morto proprio quel giorno, Esatto, è vero. con la foga avevamo la dottoressa Mattone, tutto, io credo che un cenno a Giorgio Armani vada dato, certo. perché per Milano credo che sia stato, senza dubbio di essere di un'esattezza, la persona pubblica che ha fatto di più e che ha immesso più quattrini per la nostra e Milano, che ha immesso più quattrini a Milano, perché ha riqualificato tutta la zona di Viale Manzoni. Vero, Tu che andavi sempre, lei andava sempre in discoteca a fare le notti brave, cioè in quella discoteca avrà fatto le 5 di mattina, la frequentata, così come lei tantissime altre persone. Perché l'ha fatto lui, allora dice che sono io, capito? Cioè, quindi, a parte le battute, però Giorgio Armani è stata un'icona di classe mondiale. Siamo e per la nostra Milano sicuramente. Per la nostra Milano ha fatto tutto. Non ne vengono fuori più. Ce ne fossero altri. Ce ne sono pochissimi. È questo che mi dispiace. La qualità. Speriamo che riescano comunque a portare avanti la qualità e il suo insegnamento. Ecco, questo sicuro. Scusami, grande Giorgio Armani. No, hai ragione, hai fatto benissimo. No, volevo appunto, come avevamo pensato, dato che un altro argomento che noi affrontiamo non è proprio il nostro core business, ma sicuramente abbiamo fatto parecchie pratiche anche in tal senso, anche perché ricordiamolo, abbiamo anche chi collabora come medico legale per noi. Volevo ricordare che noi abbiamo anche la possibilità di avere il medico legale e di svolgere pratiche di, come le chiamo io, responsabilità medica, che è diciamo una categoria molto ampia, che racchiude anche incidenti, che racchiude, cioè nel senso, comunque tutti quei casi in cui la persona ha subito un danno da la malasanità è il caso di cioè un danno o appunto da operazione. Hai visto quella Cassazione che ho pubblicato oggi? Infatti volevo appunto proprio far riferimento a quella Cassazione di Brescia, esatto. che veniva dal Tribunale di Brescia, veramente molto aggiornata, sulla rinoplastica. Assolutamente, è stato un intervento in generale, lì comanda la legge Gelli, che ha di fatto ricostituito completamente, riformato completamente quelle che sono le responsabilità della casa di cura dove il medico opera in caso di danno permanente o da malasanità. In quel caso, in caso di intervento sbagliato, chirurgico, è sempre responsabile al 50% sia la casa di cura dove il medico ha operato. Parliamo di casa di cura, ovvero un istituto convenzionato, non un ospedale pubblico, perché in questo caso è l'ospedale pubblico che è responsabile. Ma una struttura convenzionata, come spesso accade, quella dove è privata ma opera in convenzione, il medico è responsabile al 50%. Sarà responsabile totalmente se l'onere della prova spetterà in questo caso la casa di cura, se proverà che l'intervento è stato completamente sbagliato per sua colpa grave. Quindi deve essere bisogna però dimostrarlo, la colpa grave, negligenza grave, non la colpa, la colpa grave. Quindi un errore tale da non essere classificato come svista, ma errore veramente di carattere grossolano. Ma quindi Massimo, se uno, cosa che ci è già capitata, però appunto a seguito di un'operazione ha un problema che prima non aveva, ha subito un danno, nonostante abbia firmato consensi, eccetera, perché poi lo sappiamo che ti fanno firmare delle carte. Non c'entra carta straccia. Cioè, devo essere appunto disperato o posso rivolgermi a un avvocato? Disperato è innanzitutto. Quali sono i passi? Innanzitutto la regola è mai disperarsi prima del previsto. Infatti. La seconda regola è rivolgersi a professionisti che vi indirizzano, perché ogni mossa che fate è sbagliata, ogni mossa che fate in autonomia, che può essere magari sbagliata, ha una ripercussione devastante sul futuro. Noi siamo riusciti un paio di volte a mettere le pezzi, una in modo clamoroso, perché non so come siamo riusciti a fare andare bene una pratica dove lui aveva agito autonomamente. Anche perché si era rivolto a noi anche troppo tardi. Tardi, esatto, quindi non rivolgersi tardi, capire quando è stato il danno, sapete, se i termini di guarigione, scusate, parliamo in modo di esempio, in modo semplice. Allora, se siamo operati ai legamenti, i termini di guarigione di un legamento, lo so perché con tutto lo sport che ho fatto, sono di circa 6 mesi. Se dopo 6 mesi tornate dall'ortopedico e vedete che non migliora, vuol dire c'è un primo campanello d'allarme. Può essere che il medico abbia toppato, come si dice, qualcosa. Allora, primo campanello, magari provare a chiedere un secondo parere da un altro medico, non da quello che ti ha operato, perché può essere che il medico magari tenda a contrarsi, no? Magari sminuire, e nel frattempo provare a andare da un professionista. Capire effettivamente, soprattutto se poi avete anche ancora dei sintomi, dei dolori. Assolutamente. Cioè
comunque state prendendo ancora delle medicine, quindi anche Accertato, spendendo dei brava, soldi. accertato il Cioè, danno, esatto. da un secondo medico, si parte subito con la perizia. Lì si può partire subito con la perizia, di un Perizia, medico legale. a quel punto si confeziona, magari ci saranno delle altre cure da fare, entrati in una seconda, magari ci sarà da In rioperare una anche, seconda fase, che può essere certo. la rioperazione. Però lì comporta anche altri Il danno è fatto, esborso il di danno è fatto, ma soldi se tu non anche. mi contesti in quel momento e magari ti Certo. fai operare e poi risolvi, puoi sempre No, farlo anche dopo, per certo. l'amor di Dio. Sì, però deve essere immediato. Certo, deve essere Son immediato. d'accordo, sì. Quindi la tempestività con la quale si manda la diffida alla casa di cura e anche al medico, a tutti e due la si manda, non a uno solo, Certo, in caso di operazioni di questo tipo, perché in certo. caso di operazione in ospedale si manda all'ospedale Certo. e E anche, però permettimi, anche questa distinzione, cioè Certo. non è dato saperla, No, quindi il no. rivolgervi a un avvocato che Ma fa poi questa pratiche come è sempre scriverla, meglio. ovvero non bisogna dar troppi elementi, Bravo. gli elementi non bisogna dargli nella diffida, non bisogna scrivere un papiro, il papiro si scrive quando Sì, si fa anche l'atto. perché poi non Si dà una viene prima letto sempre. indicazione e intanto si bloccano i termini, si interrompono i termini, Esatto. scusate, si interrompono i termini Di eventualmente di prescrizione. prescrizione, certo. E da lì poi c'è tutto l'iter Da che lì c'è al l'iter. 99,9%, voglio sbilanciarmi, si prosegue Chiude con una senza trattativa. giudizio, Con una dici. beh, Ci si poi dipende augura, dall'offerta. certo, ovvio. Beh, chiaro. Deve soddisfare anche le esigenze ovviamente del Deve cliente. soddisfare l'esigenza, ma il sinistro Però dell'avvocato. l'augurio è sempre quello di evitare di andare in aule di tribunale. Poi Certo. chiaramente però deve valerne la pena, non è che possiamo chiudere trattative Allora, che non abbiano, con poche lire in tasca. assolutamente. Quindi ovviamente è chiaro che dura meno qualora non ci fosse una causa. Se qualora fosse, come dire, il caso anche di fare una causa, si apre un Certo. procedimento che è un processo civile. La perizia a quel punto è fondamentale. Può essere una TP, può essere una causa, Può essere una dipende. TP, beh, poi lì esatto, la procedura chiaramente la scegliamo noi Però secondo anche lì, signori, cioè la l'opportunità. causa va ponderata molto bene, perché Sì. ovviamente non è che siamo non è che Conta s molto la perizia e le percentuali di certo, invalidità che il certo. medico Ma poi soprattutto ha c'è stabilito. voglio dire, allora, diceva Warren Buffett che c'è un business che non fallirà mai e sono le assicurazioni, ed è stato lungimirante, vero. Cioè l'assicurazione, come si dice a Milano, io son pirla, cioè no, voglio dire, ti fanno un'offerta che è leggermente più bassa, perché in questa offerta più bassa c'è il risparmio che tu hai nel non fare una causa, no, Certo. quindi è Però una trattativa che deve essere equa, qualcuno deve rinunciare a qualcosa. consentimi di dire una Prego. cosa che voglio sempre far capire ai nostri ascoltatori, che è la differenza tra agire, diciamo, perché uno può pensare di agire anche da solo. Giusto. L'altro giorno mi ha chiamato una signora, sempre per la previdenza, perché poi io mi occupo di quello principalmente, dicendomi: "No, ma io il ricorso amministrativo l'ho già fatto, avrei bisogno dell'avvocato perché adesso però, per la fase giudiziale". Chiaramente lì è necessaria la procura e il patrocinio di un avvocato. Ora, vero, tutto vero, cioè, come nella previdenza il ricorso amministrativo può essere fatto anche in autonomia, in autotutela, da soli, così anche nei procedimenti di malasanità, eccetera, voi potete tranquillamente farvi una trattativa con l'assicurazione da soli. Cioè nulla vi vieta. Però signori, c'è una differenza abissale, ma non lo dico perché sono un avvocato, però un conto è un ricorso, seppur amministrativo, scritto da un avvocato, con i riferimenti normativi, Assolutamente. giurisprudenziali del caso, e quindi l'avvocato sa, ovviamente è il suo lavoro, dovrebbe sapere, sa a cosa andare a fare riferimento, come dicevi tu prima, se scrivere meno, scrivere di più, cioè si gioca le sue carte con una certo, strategia processuale e certo. non, che voi non potete avere, ma perché chi ovviamente non ha studiato e non fa questa materia, questa lavoro, non può avere. Quindi signori, attenzione alle forme di tutela, in autonomia, anche il "ma no, ma io tratto, poi all'ultimo chiamo l'avvocato". Ma No, no, ma no, ma se no. lo so Sì, Max, sì, ma sì. come tu No, sai no, ma bene ce ne sono tanti, e l'altro giorno tu non pieno, c'eri pieno, tutti. e questa signora voleva che noi intervenissimo solo in fase giudiziale e io questo non lo faccio. Rinuncio al cliente perché chiaramente, come tu sai bene, anche nei procedimenti di previdenza, il giudice, se arriviamo in fase giudiziale, vuole vedere tutto il percorso, vuole vedere Certo, tu che certo. cosa cavolo, fatemi dire, hai Hai scritto fatto, anche in certo, fase amministrativa. certo. E se tu hai messo 4 righe e non hai fatto riferimenti giusti, ti Ti tiri la precludi, zappa sul no, sì, ti ti precludi poi precludi l'azione. poi la possibilità, pur avendo magari ragione, Sì, sì, avendo sì. buoni Però, presupposti, di allora voglio dire quindi una questo, scusami se ho agganciato, ma vale anche per le trattative col poi c'è voglio liquidatore, riprendere quella frase che mi è rimasta il impressa fai da di te. Egli, no, che ha detto una cosa verissima. Sì, Cioè la gente spende migliaia di euro per fare delle esatto. sciocchezze e poi non Quello investe nella propria attività. Gli imprenditori che pensano che 2000, 3000 € siano
scusate, con tutto rispetto per i soldi che ho, ma se è un'azienda che fattura migliaia di euro, devi investire anche sui consulenti, cioè se no non puoi fare l'imprenditore. Sono fondamentali scusate. anche per Ma no, dormire ma certo. sonni tranquilli e Ma appunto, non puoi come abbiamo pensare che visto, noi facciamo un lavoro che risolve i problemi agli altri e però quando ci sono i problemi, appunto, servono le persone per risolverli. certo, E proprio per evitare che si acquiscano, perché insisto con voi affinché ci pensiate prima? Un po' per i termini di prescrizione, perché ogni azione ha una prescrizione certo, per legge, un po' perché veramente se venite prima e vale anche nella responsabilità medica. Cioè, questo signore, mi viene in mente l'anno scorso, che venne da noi, effettivamente venne dopo 1 anno e anche il medico legale disse: "Ma scusate però, perché questo signore si è svegliato dopo 1 anno e mezzo?" certo. Poi io capisco che ci voglia, dall'evento dannoso, eccetera, ci voglia il tempo un attimo di rendersi conto e di capire cosa fare, vado dall'avvocato, vado dal medico, certo. Però non perde cioè dall'andare abbastanza subito, dopo qualche giorno, qualche settimana e l'andare dopo 1 anno e mezzo ce ne passa. Quindi la mia cioè, come dire, suggerimento nei vostri confronti, e questo vale in tutte le Ma materie, certo, oppure è arrivata da noi una persona, vabbè, ovviamente non facciamo nomi, che ormai aveva talmente tante noi non facciamo questo lavoro, questo materia, però aveva talmente era un conoscente di un talmente tante cartelle che ovviamente poi era quasi controproducente fare qualsiasi sì, però cosa, cioè vogliamo non arrivate a quei sì, voglio anche livelli. dire una cosa però, noi avvocati, avvocati in generale collovati, noi non è che seguiamo queste persone, le No, mandiamo via. infatti stavo Cioè voglio dicendo essere che molto non è il chiaro. Cioè nostro una professionista serio, a me questi furbi non mi piacciono, so, ma okay? No, perché è giusto giustamente dirlo. tu Siamo per ordine perdi e tempo disciplina e prezioso, rispetto nei certo. confronti dello Stato. Non si può aprire società, indebitarle come scatole da tonno, No, chiuderle e poi certo. scappare. Ecco, non è No, una e come se dici tu magari spenderli in altri modi i Brava, soldi, brava. E poi capisci? soprattutto dobbiamo Si spendono anche per il educare anche le professionista. persone che ci ascoltano, che le Certo. tasse vanno pagate. Ah, Bisogna usare chiaro. gli strumenti legittimi per Sì, abbassarle. sì, È diverso. cioè non è che andare questo ci tengo a Ecco, dirlo, non è che okay. andare all'estero, chiaramente in questo caso, visto che abbiamo parlato di Albania Ecco, o quello che può essere, cioè deve essere un modo per scappare. ecco. C'è gente Esatto. che, Diciamolo. appunto, veramente con i 4 sudori che è No, magari è riuscita a mettere da parte, vuole veramente lavorare e queste persone vanno no, premiate. esatto. Non ovviamente, non deve essere una No, scappatoia. perché Questo vale anche per la ci sono previdenza. troppi furbi Celeste, purtroppo, e Purtroppo questo non è Massimo, consentito. sai bene com'è il mondo, Perché questo? Perché noi diciamo ma più che sempre non è consentito devono sapere che verranno Ma beccati perché anche. noi diciamo sempre, lanciamo sempre il monito a chi ci ascolta e magari qualche tecnico ci ascolterà: "Abbassate le tasse." Perché no, è vero, perché se tu le alzi, induci la gente a evadere. Se Sicuramente rendi il sì. sistema fiscale non perequativo e giusto, la gente è indotta a evadere. Sto dicendo quelli che già hanno una mentalità per farlo. Le persone oneste, quali Certo. siamo noi, le pagano. Ma Chi è già propenso dobbiamo a sobbarcarci le tasse di chi fa il furbo anche noi? Perché il sistema fiscale italiano è un sistema che ti porta al andrebbe collasso. rinnovato, Non sì. puoi pagare il 60% di tasse, non puoi pagarlo. No, più che altro non premia le No, persone esatto, che bravissima. vogliono veramente No, lavorare, ce no, ne sono tanti, no. come avete sentito anche il nostro collega in Albania dice che appunto è pieno di giovani che magari E vogliono andare ah, all'estero, ma veramente per e lavorare, poi ti non trovi per quello che è truffare. migliaia di euro e non lo prendono. No, non va bene. Sì, ci sono Cioè, tante cioè, contraddizioni, questo è non va vero. bene, cioè. Io dico che se avete le opportunità, e non è che magari non necessariamente dovete navigare nell'oro, però veramente per evitare dei rischi e Esatto. conseguenze Penali successive, anche anche penali, penali. cioè andate prima dall'esperto, andate prima dall'avvocato in questo caso, o commercialista che sia, perché il problema è che poi e vi potremmo portare esempi su esempi, che poi dopo diventa veramente difficile correre ai Certo, ripari, cioè poi noi lo facciamo ovviamente con gli strumenti che abbiamo, legali, eccetera, col tribunale, però poi cioè capite, una cosa che si può magari risolvere bonariamente, questo lo diciamo certo. sempre anche per evitare appunto i giudici e i tribunali, perché neanche noi abbiamo tutto questo interesse poi Nel a modo più assoluto. seguire cause lunghe, eccetera. Pur essendo, devo dire Perché se noi le chiudiamo prima abbiamo più tempo per fare altro e quindi abbiamo a altre più parte anche più quello, certo. No, ma poi comunque effettivamente devo dar ragione anche a chi dice che a volte i tribunali sono intasati di cause anche inutili. Celeste, parliamo di Non cose nella nostra materia, nella previdenza, devo no, dire non sono credo non che sia il inutili, settore dove effettivamente si però distingue meglio. effettivamente lì No, almeno perché sono fanno comunque udienze anche cause utili. telematiche. Sì, poi Cioè peraltro il tribunale del lavoro è un voglio tribunale dire una cosa veloce. signori, cioè le udienze fisiche
ovviamente io sono favorevole, ma nelle udienze quelle cardine, quella Esatto. finale, quelle antecedenti si possono benissimo fare in Formula. Sì, Cioè certo. noi stiamo facendo delle trasferte in terra ovviamente non In milanese, regioni non centinaia lombarde. centinaia di euro spesi, che ovviamente a noi ci pagano perché ci fa il cliente, Sì. per delle udienze che durano 10 minuti, che sono Che inutili. potrebbero Sono tranquillamente inutili. svilupparsi Ma in scusate, ma da vogliamo lanciare un remoto. messaggio? No, anche perché Ma Massimo, dopo il Covid effettivamente, così come è nato lo smart working, io dico sempre, effettivamente, cioè, l'unica cosa cioè positiva del Covid è stata quella, di aver infatti, introdotto una per cui continuiamo così, ma lo continuiamo dicevamo la volta scorsa anche rispetto alla notifiche, eccetera, che prima era tutto cartaceo, adesso, bene o male, grazie al processo telematico si è velocizzato da quel punto di abbiamo vista. una telefonata. Sì, con chi parliamo? Buonasera. E da dove? No, niente, Ha ha messo giù. usato il telefono, caduta la linea, forse Niente. richiamerà. Io spero No, di no, siamo così antipatici. Vabbè, sei sbagliato, no, mettiamola magari è così. caduta No, la anche linea. perché avete gli ultimi 10 minuti, Abbiamo gli ultimi 10 l'ultima minuti. opportunità, L'ultima poi opportunità è come chissà se giovedì prossimo ci ci saremo, ritroverete. siamo No, ci ci siamo per saranno dei nostri tutta la colleghi. stagione qua, Sì, siamo qua. però è vero anche che cambieremo anche molte attività. Ecco, c'è la telefonata che abbiamo perso prima. Con chi parliamo e da dove chiama? Pronto? Buonasera, Sì, con chi parliamo e da dove chiama? Salve, sì, perché stiamo dalle Canarie. Dalle Canarie? No, però la sentiamo malissimo, deve abbassare il volume perché la sentiamo malissimo, ha un ritorno un po' spiacevole. Pronto? No, non Sento sentiamo. malissimo. Sì, ci senti, purtroppo è il vento delle Canarie o purtroppo lei... Il vento delle Canarie. ma lei è in spiaggia, non è che può chiamarci... Mi sono qua. Allora, la faccio veloce. Mi sono trasferito qua, sono tutte le Canarie, io, tutta la famiglia. Sì. No, io e mia moglie e compagnia bella. Ovvio, tutto quello che No, non la sentiamo, Mi mi spiace, perdoni. non la sentiamo. Ci richiami quando è più tranquillo, arrivederci, grazie. Arrivederci. Ecco, no, scusate, ma non possiamo cercate dare... di chiamarci Allora, in un punto dove prenda. la qualità prima di Comunque, tutto. ma Mi spiace per il scusami, signore, richiama quando sono è... tempi preziosi, no, Esatto. perché abbiamo veramente 5 minuti. No, volevo 10. dirti, sì, vabbè, che appunto, quindi io lo dico sempre, signori, il risparmio non è mai un guadagno. Questo lo diceva anche mio nonno, mi piace Dillo in napoletano, ricordarlo. però. Dai, Questo sfoggia il napoletano. o sparagno non è mai un guadagno. Oh, finalmente, un po' di napoletano. Ogni Scusami. tanto mi viene fuori. Questo... No, la verità è che quindi, cioè, e soprattutto quindi tempi, fatevi furbi, venite prima dal consulente, questo vale anche nella previdenza, tempi e pianificazione, queste sono le cose più importanti. Assolutamente sì. Che dobbiamo Prendiamo ancora il numero di telefono 029294 7222. Sì, ma oggi non hanno voglia di chiamare. Vabbè, magari qualcuno chiamerà, se non lo farete oggi lo potete fare un'altra volta, ma vi invitiamo negli ultimi 10 minuti a farci qualsiasi tipo di domanda in ambito giuridico, noi rispondiamo molto volentieri, anche sulla fiscalità internazionale e su tutto il resto. Sì, chiaramente aggiungo e ricordo che chi volesse mettersi in contatto con l'avvocato che è intervenuto prima, vi do un altro può tranquillamente parlare con noi. Voglio commentarci un'altra notizia di oggi, poi faremo un articolo su questo, un'altra Cassazione importante, perché la Cassazione pronuncia di primo grado. Sapete cos'è il reverse porn? Ah, sì, ok. È trasmettere, inoltrare... Che non è revenge porn. No, revenge porn, no, reverse porn vuol dire trasmettere dei filmati di natura pornografica attraverso uno strumento audio-video, strumento di messaggeria, che non sono di vostra proprietà, a terzi. Bene, signori, è un reato che era già definito, ma via di più. La Cassazione ha detto che è reato addirittura se tu scarichi dei contenuti OnlyFans, che è quella piattaforma dove le donne mettono alla mercé il loro corpo, fanno vedere video. Ecco, se tu scarichi un video e lo trasmetti a terzi, puoi incorrere in un reato anche in questo caso, che è pericolosissimo. Questa è un'altra Cassazione interessante. Tante persone a volte scaricano dei filmati e lo girano in modo anche incoscienzioso. Ormai in troppo velocemente. Non va bene, signori. Attenzione, attenzione, perché il video non è vostro. Se fosse vostro potreste farlo, perché a meno che passibili di querela da parte della persona, se c'è un'altra persona, ma se fosse vostro personale potete girarlo a chi volete, vi assumete la vostra responsabilità. Ma non essendo vostro. Si incorre in questo reato, ma oltretutto si incorre nel reato anche se tu lo scarichi su una piattaforma dove tu sei abbonato. In teoria potrebbe essere il tuo perché hai pagato, ma non vale perché tu la trasmetti a terzi. E quindi la difficoltà
la difficoltà, la scelleratezza a volte è anche delle persone che in modo ingenuo in maniera molto superficiale. Avevamo parlato con un collega di Torino che si Sì. occupa appunto di questa materia della privacy, eccetera, anche del diritto all'oblio una Certo, volta. certo, E devo dire che era stato un intervento interessantissimo, lo chiameremo. perché assolutamente, perché anche lì c'è stata una Cassazione prima dell'estate recente su che cos'è il diritto all'oblio, cioè il diritto che una persona possa chiedere di cancellare su internet delle sue informazioni che non vuole che circolino, perché magari E sono dei video, anche oltretutto. video, informazioni che magari più che altro perché magari sono anche non più attuali, magari si parlava di qualcosa Certo, successo tempo certo, fa che adesso non è più certo. in quella E situazione. parliamo anche degli ultimi Quindi video di carattere sessuale che sono usciti quelli fuori. poi esatto. Ecco, io questa materia non la faccio, però mi piacerebbe che, Certo. sviluppassimo il discorso magari Allora, anche col mio signori, collega. purtroppo io come dico sempre quando noi non facciamo prettamente penali, io Non faccio possiamo fare tutto, penale commerciale lo chiaramente. faccio, tributario, Sì, esatto. ma anche lì vale per la stessa cosa. Io vi auguro, signori, di non andare mai sul banco degli imputati, perché io ho fatto processi e sono cose terribili. Quindi l'invito il suggerimento che possiamo: pensateci bene prima di fare una cosa. No, certo. Perché a volte Perché le conseguenze poi possono sono essere, come grandissime. dicevamo prima, anche veramente pesanti. A volte anche inconsciamente, il girare un video, il girare una conversazione privata. No, ma poi soprattutto al giorno d'oggi, cioè un tempo non c'erano tutti questi strumenti, come ritorniamo all'inizio della puntata che tu parlando vedi che è tutto Sì, collegato, è vero. parlando dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS dicevamo: "Guardate che adesso vi vengono a prendere ovunque, perché bene o male vengono a sapere, a controllare, hanno gli strumenti per farlo." Vale anche per tutto ciò che scrivete, fate, mettete su E internet, ricordiamoci che vero? l'onere della prova poi è tuo. Infatti. L'Agenzia delle Quindi poi sei tu Entrate che ti devi accusa, dimostrare, l'Agenzia delle Entrate ti manda un invito e ti dice: "Gentile signore, sulla base delle verifiche riscontrate, abbiamo verificato che lei risulta tu residente devi a Monte Carlo. esatto. Nonostante ciò, abbiamo appurato che da certi elementi lei risulterebbe avere il centro di interessi non a Monte Carlo ma in Italia." Ecco, A te e dimostrare. poi tu E come lo devi fanno, Celeste? Molto semplice, coi passaggi autostradali, certo. con la carta di credito del pedaggio Chiaro, lì Telepass. è subito è tutto Se tracciato. tu sei a Monte Carlo e ogni weekend torni a sì. Milano, la residenza non è a Monte E lì Carlo. è tutto tracciato. Quindi Sì. per farti capire il discorso che tu Ma vale facevi anche per la Svizzera, perché io so di una persona che conosco Però che, perché gli era nato il bambino è dovuta però no, era tornato in Italia, ma son venuti a vedere Ma se stava lì a certo. Lugano, perché effettivamente lui comunque Ma ti do beneficiava un'altra informazione: mentre la Svizzera non è blacklist e quindi l'onere della questo sì. prova, Però no, dico però Monte se Carlo hai è la tasse, residenza lì devi comunque dimostrare di stare lì. ma là c'è una alta presunzione diabolica a Monte Carlo. Spetta in ogni caso a te dimostrarlo. Ah certo, Cioè, quindi ancora se ti peggio. trasferisci in un paese a blacklist vuol dire tassazione zero, Sì, sì. nonostante tu sei iscritto all'AIRE, spetterà sempre a te dimostrare che la residenza ce l'hai lì, Però ce l'hai lì. non che la bolletta della luce la paghi Sì, lì. sì, che È è proprio la diverso, che tu, la residenza. famiglia, la fidanzata, ce l'hai a Monte Vivono Carlo, lì, okay? vivono Non lì, torni a Milano risiedono. perché vedi la fidanzata. Esatto, Attenzione. come fanno molti. Quindi il trasferimento all'AIRE conta meno di 0 se ti Si deve trasferisci. fare, nel senso che È ovvio, l'iscrizione va bravissima. fatta. Però se ti trasferisci in un paese a fiscalità blacklist, sappiate che c'è sempre questa incudine che ti arriva, La taccate qua spada dietro. di Damocle, Quindi esatto. Ecco, trasferitevi a anche Monte lì Carlo. tornando poi, prima di salutarci, tornando appunto al discorso iniziale, vedete che è importante una consulenza preliminare Certo. dell'avvocato esperto, perché anche lì, vedi, questa cosa dell'iscrizione all'AIRE È io diabolica. sapevo e pensavo bastasse, No, invece ci sono anche purtroppo delle no. altre particolarità che magari ti sfuggono e Certo. poi appunto subentrano i E problemi. dopo arriva la letterina Signori, dell'agenzia. esatto, e direi che è meglio che arrivi una cartolina piuttosto che una letterina. Brava. Vabbè, sì, negli anni '80 arrivava la cartolina. Vabbè, io vi saluto, vi salutiamo, grazie Massimo Grazie a come te Celeste, sempre, come grazie a sempre. tutti a Grazie Radio a Sveva e Libertà e a Libertà. giovedì prossimo con l'Avvocato Risponde. Buona serata. Ciao, Buona serata. ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde.